Bentrovati, l'ospite della domenica è Luca Madonia. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Grande piacere, uno dei protagonisti della scena musicale catanese nazionale, cantautore, chitarrista, famoso, voce intensa, l'erede di Battiato hanno detto. Addirittura, con cui ha fatto troppo, tante cose, poi sentiremo quali. È stato tra i fondatori dei De Novo con il fratello Gabriele naturalmente, con Mario Venuti e Tony Carbone. Il nome De Novo l'hai inventato tu, è vero? Sì, perché volevamo un nome che suonasse italiano. In quel periodo c'era un'esterofilia dilagante, tutti nomi stranieri. De Novo era un copertone della Dunlop, l'ho visto in un'officina meccanica, però tutto unito ci piaceva. Invece per molti anni ci hanno chiamato De Novo. Perché nessuno poteva immaginare. No, assolutamente. Dunque lui ha fatto un sacco di album, non solo con i De Novo, gruppo rock innovativo di cui poi magari parleremo ancora, ma ha fatto collaborazioni con tutti, Morandi, Patti Bravo, Finardi, Grazia di Michele. Martedì comincia a Sanremo, tra l'altro, guarda, sì. Coincidenza. Tu ci sei stato nel 2011 con il brano L'Alieno, con la partecipazione di Franco Battiato. E c'ero stato prima da solista con i De Novo negli anni 80. 87, e hai fatto anche un duetto con Carmen Consoli. Che esperienze sono state queste qui? Guarda, appunto, i primi Sanremo nell'87, nell'88 con la band eravamo ragazzini, per cui eravamo presi, fagocitati in questo vortice, questa follia sanremese. Nel 2011 l'ho affrontato da adulto, per cui in modo più razionale, più pacato, e poi avevo Franco Battiato con me, per cui il massimo che potessi sperare, devo dire. E Battiato che rapporto aveva con Sanremo? Che ti diceva? Guarda, quell'anno mi invitò Morandi, che era il patron, diciamo, del festival. Sì, mi ricordo. Nel 2011 io mi sono lanciato, ho chiesto a Battiato, cioè era nata una grande amicizia, dico, per cui potevo permettermi di chiedergli se veniva, faceva un'apparizione con me, per me sarebbe stato il top. E devo dire... lì c'è il pezzo. Guarda lì. E devo dire che lui ha accettato, lasciandomi di stucco, è stato un gesto di grandissima amicizia ovviamente, però mi disse, lo racconto sempre, io vengo, ma il Sanremo è tuo, il pezzo è tuo, io non vorrei rubarti la scena, vengo a farti da corista. Dico, ma come da corista? Sì, tu dica sono il tuo corista. Questo per dire la grandezza di Franco Battiato. È vero, grande umiltà. Ci torneresti a Sanremo? Ci tornerai? Tornerò? Non lo so, cioè ci tornerei sì, perché in effetti è innegabile, sarei un bugiardo a dire di no. Sanremo è una grande vetrina, ti dà una gran botta di popolarità, e ti fa suonare tanto, lavori, questa è la cosa importante. E poi da qualche anno ha una ripresa fortissima anche proprio come spettatori in televisione, è vero? Sì, devo dire sì. Quest'anno poi è caratterizzato dal ritorno dei big, Morandi appunto che è appena citato, ma ancora Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Rettore, poi Naomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Cremonini, questo per non parlare dei più giovani. Ecco, però ho subito letto i critici severi, eletta schiera, come dicevano, che dice sono brani sentimentali questi qua, tanto amore, solite melodie. Tu che ti aspetti? Guarda, Sanremo è sempre così, devo dire che Amadeus evidentemente è stato bravo, ha accontentato tutti con quelli della vecchia guardia, come si dice, che non è manco carino forse dirlo, fino ai giovani. Sì, ho letto anch'io tanto amore, tanti temi che vertono sui rapporti interpersonali, forse una volta si sarebbe detto poco impegno, non lo so. Comunque da Sanremo poi alla fine viene sempre fuori qualcosa che a furia di sentire ti entra nelle orecchie. Sì, è così. Che poi alla fine uno sì. Tra i giovani si segnalano Mahmood, Blanco, sì. San Giovanni, Comi, Abba Zeven, Dito nella piaga, Giovanni Truppi. I tuoi preferiti quali sono e che cosa ci dobbiamo aspettare? Ne conosco pochi di questi. Li conosci Mahmood, pochi? sì, qualcuno Io sì. Pochissimo. Ci sono alcuni nomi che proprio non conosco, però voglio dire, fa parte del gioco. Sanremo è così, e serve anche a fare conoscere cose nuove, cose che a volte sono anche intriganti, devo dire. Ecco, però in generale tu che sei un grande esperto di musica, come dire, all'avanguardia, ecco, dove va la musica giovane italiana? Perché si dice rap, trap, eccetera, però ci sono quelli che dicono è superficiale, ci sono quegli altri invece che dicono no, sono sottovalutati, siete voi che non capite perché non riuscite manco a capire le parole. Ma il rap e la trap sì hanno avuto, devo dire, un certo successo. Adesso non so se con l'avvento dei Maneskin, che sono tornati più al rock, sta un po' scemando o meno. Non è onestamente un genere che amo tantissimo, perché io amo molto la melodia, io diciamo vengo da altre scuole.
Però ci sono dei rapper anche molto bravi, adesso vediamo cosa faranno questi ragazzi. Sono curioso, sono molto curioso di Ma capire. ti va di fare un pronostico? Oggi ho letto un pronostico che dà per potenziali vincitori o vincitrice Elisa, oppure Mahmood appunto, oppure Blanco come si diceva, oppure Emma, ma erano rappresentante di lista anche. Tu che pensi? Sì, qualcuno di questi andrà sul podio sicuro, in base alle dinamiche sanremesi. Elisa potrebbe fare... Elisa, vero? Potrebbe, sì. Boh, vediamo, ecco, dai. Vi conoscete? No, Allora, con Elisa no. Con Elisa no. questi li conosciuti? Qualcuno Emma la conosco bene, poi Mahmood l'ho conosciuto a Verona quando abbiamo c'è stato quel bellissimo concerto dedicato a Battiato per commemorare, esatto, dove tutti eravamo veramente molto emozionati nell'affrontare quelle canzoni che in realtà solo lui poteva cantare. Io temevo fosse un po' un grande karaoke, invece devo dire c'è stato un grande rispetto per le canzoni e per Battiato. Un personaggio come Mahmood, che è così amato dai giovani. È bravo, Mahmood è bravo. Mahmood devo dire che mi è piaciuto anche quando lui vinse Sanremo, mi pare 2 o 3 anni fa, no? con Soldi. Sì. Esatto, mi piace perché è una voce molto particolare, un'impostazione particolare. È stata una novità, è una novità sicuramente. Adesso dobbiamo parlare di Battiato naturalmente, però prima hai citato i Maneskin, super ospiti della serata inaugurale, adesso sono negli Stati Uniti, cioè ormai dovunque vanno vincono tutto, qualunque premio, perché vanno così forte? È la riscoperta del rock, ma noi diciamo, certe volte noi della generazione diciamo, ma queste cose noi le abbiamo sentite un po' abbiamo di altri tempo modelli, fa. Perché sono bravi, credo. Io non li ho mai visti dal vivo, ma ho seguito qualcosa dei loro live online, così. Mi sembra che abbiano una grande pressione, per cui c'è l'impatto sonoro. Poi sono animali da palcoscenico, indubbiamente lui è un bel ragazzo, la bassista è molto carina e giocano molto su questo fatto. Sì, noi veniamo da Bowie, da Mark Bolan, abbiamo altre scuole, capito? Auguro ai Maneskin di beccare anche nel tempo buona musica, perché è l'unica ricetta per durare e andare avanti. Quindi finora ci sono alla grande. Oltre che il look, perché il look conta molto, lo dicevi tu prima. Il look, sì, loro hanno giocato su quello, sanno stare sul palco, ovviamente, sono bravi anche da quel punto di vista. Parliamo di donne che ogni sera affiancheranno Amadeus, grandi star come Ornella Muti, Sabrina Ferilli, poi ci sono giovani glorie come Lorena Cesarini, Maria Chiannetta e poi Drusilla Foer, che tutti si aspettano. Noi l'abbiamo conosciuta in varie occasioni televisive, questa nobildonna fiorentina, alter ego in realtà di Gianluca Gorio. Ecco, secondo te per esempio la Foer è una provocazione oppure invece la celebrazione del fatto che ormai i tempi sono cambiati? I tempi cambiano sempre, però Sanremo ha sempre cercato la provocazione per fare audience, fa parte del gioco. Mi ricordo da sempre appunto situazioni del genere, perché più gente chiami, più funziona il Sanremo e credo che lei ci possa stare. Ci può stare, ci può stare. Senti, di queste grandi star, dalla Muti alla Ferilli, con poi naturalmente le grandi di più recente data, la Cesarini, la Gianetta, la Chiannetta, tu li conosci qualcuno di queste? Qualcuno l'ha incrociata, altre no. Sono curioso di vedere Drusilla quest'anno, ecco, sì, a livello di co-presentatrice. Che è la grande attesa di questo momento. La grande attesa perché sì, un po' come l'hai detto, abbiamo detto, un po' provocazione, un po' altro, però potrebbe essere una bella sorpresa anche. Vabbè, torniamo a parlare di musica allora, dai. Come va la scena musicale qui per esempio, qui da noi a Catania, in Sicilia, dalle nostre parti? Guarda, io non frequento molto, devo dire, o sono in giro per suonare o sono anche molto casalingo così, però so da racconti, da amici, dai figli, tutto il resto, che forse si è un po' spenta quella spinta che c'era negli anni '80, ad esempio, quando siamo nati noi come De Novo, quando c'era la voglia di riscatto in un certo senso, anche geografico, perché Catania, la Sicilia è sempre stata estrema periferia dell'impero, perlomeno quando noi abbiamo iniziato era così ed era tutto difficile, a Roma si faceva opinione, a Milano c'era l'industria discografica. Ecco, quello è stato Sanremo 88 con i De Novo. Fantastico. Adesso sì, si suona, si tutto, però ci sono molte cover band, forse si azzarda di meno, si è un po' più omologati. Noi rischiavamo, noi eravamo anche molto integralisti quando siamo nati, cioè si doveva fare un certo tipo di musica, altra musica era assolutamente vietata.
però abbiamo portato nella composizione tutti i nostri amori del momento, dai Talking Heads ai Police agli XTC, cioè gruppi che forse Meraviglia, non me ne parlare. vabbè, ecco, per cui forse Ti diciamo che capisco. ecco, noi ci credevamo tanto. Ma oggi cos'è? Un po', ma non è solo a Catania naturalmente, perché Catania No, comunque dappertutto, credo. è un po' dappertutto, Un po' così. dappertutto, si è un po' omologato tutto, poi internet ha aiutato in tantissime cose, è servita anche la musica, il nuovo canale promozionale, però forse c'è un ascolto, un approccio con la musica più distratto, diverso. Noi eravamo, sai, ci fissavamo su un artista e lo conoscevamo, sai, quegli ascolti notturni con gli amici, è uscito l'ultimo disco di... e quello era un modo per fare propria la musica, Sì, fagocitarla e poi, se facevi questo mestiere, ritirarla fuori. Perché la musica non deve essere solo intrattenimento, e questo è un po' quello vero, non è che è una cosa che si sente sotto... è vero? D'ascensore, ecco, musica d'ascensore da bar, no, quello no, per favore, quello ti prego, è proprio una cosa... È vero? La Forse musica vale la è pena- un'altra cosa, la forse musica... vale la pena di ricordarcelo ogni tanto. La musica è un modo di vivere, è un modo di credere in qualcosa, è un riscatto dei giovani, perché è chiaro che la musica parte da lì, poi se fai cose valide rimani nel tempo, però la musica è una rivincita, ecco. Però devo dire che insomma ci sono anche cose buone adesso, non voglio dire, ce ne sono tante. E dal punto di vista più generale dello spettacolo, della cultura, Catania e la Sicilia sono ancora vivi Catania è sempre stata una città molto infatti, viva, è quello famoso sì, ce per l'ha proprio nel DNA, è sempre stata così. Ora ci sono anche più occasioni, però devo dire c'è forse un po' spento forse quel fermento della novità. Ecco, adesso ci siamo un po' forse omologati, ripeto, si suona molto nei locali, si suonava, oddio, prima del Covid, però sono più che altro cover band per cui fare musica di altri. Io spingerei i giovani a reinventarsi, a rischiare, perché il rischio è quello che poi fa nascere le cose buone, in tutti i campi. Bellissima, bellissima sollecitazione. Fermiamo per un attimo a parlare di Battiato, grande Battiato che tutti non possiamo non rimpiangere, naturalmente un rapporto con lui. Siete stati anche al Teatro Greco di Siracusa a fare il coro. I persiani. Che cosa avete fatto? Io cantavo, c'erano i persiani con dei giovani attori, c'era un giovane Tony Servillo che faceva il protagonista delle tragedie greche, mia, ragazzi. poi c'era regia di Mario Martone e Battiato chiamò me, Mario Venuti, Yuri Kamisasca ed altri a fare il coro. È stata un'esperienza nel 90 bellissima. E vabbè, che dire, con Battiato lui tornava dalle nebbie milanesi a vivere in Sicilia, nella sua terra, perché questa terra fa questo effetto, richiama spesso i propri figli. Nel mio piccolo, eccomi qua. No, ma questo è bello. Ed è nata una grande amicizia. Lui ha prodotto l'ultimo disco de Novo nell'89, che era Venuti dalle Madonie a cercare carbone. Un Sì, gioco... perché raccontalo che è troppo bello, perché sono tutti cognomi. Com'è? Allora, Mario Venuti, dalle Madonie, perché ero io e mio fratello, per cui plurale, a cercare carbone, che è Tony Carbone. Ci ha divertito molto questa cosa, ci sembrava un titolo perfetto. Fantastico. E da lì è nata un'amicizia, una frequentazione assidua che andava oltre la musica con Battiato, una persona simpaticissima, cordiale, colta, di spessore. Con lui passavi a parlare dalla cosa più banale alla cosa più alta, capito? Più di 30 anni d'amicizia. E io l'ho coinvolto spesso in molte cose, in duetti, fino al Sanremo. Ancora mi vergogno un po' di averlo trascinato a Sanremo, però... Guarda lì. Ecco, quello è la serata del venerdì. Possiamo alzare un attimo il volume, se siete d'accordo, dalla regia. Credo che sia proprio un quadretto di vera amicizia, questa è la cosa bella, non è stata una combine così come spesso succede Si nella avvertiva musica. che c'era una... Tre siculi rapporto, di generazioni diverse su quel palco, Carmen e Franco grandissimi amici, per cui devo dire che io avevo veramente le spalle coperte, è stato un Sanremo bello per me. Che segno lascia Battiato nella musica italiana? Guarda, io ti posso dire che noi cantanti apparteniamo a questa categoria dove ci sono dei picchi e Franco era un'altra cosa, riconosco. Poteva piacere o non piacere, ma a livello di musica, di testi, di novità, di innovazione, di ricerca, cioè veramente unico e lascia delle meraviglie.
lascia delle meraviglie a tutti quanti. Io ho avuto il privilegio di avere preso la sua amicizia, la sua bontà, era una persona che incuteva tranquillità e serenità, capito? Anche per i suoi studi, per il suo misticismo, per tutte queste cose. E devo dire che me l'ha trasmessa e mi ha fatto capire come tutto può avere una soluzione, anche nei momenti di smania, quando ci scalmaniamo per delle stupidaggini, poi in questo ambiente, sai com'è, no? Per cui invece dici, ma perché? Tutto ha una soluzione, bellissimo. E Carmen Consoli la vedi sempre? Carmen ci vediamo, sì, ci vediamo spesso, e fra l'altro sta lavorando con mio figlio, sono felicissimo, mio figlio fa il mio mestiere e ha un bellissimo progetto con Carmen che sta partendo. E quindi vi frequentate tutti e due i tuoi figli? Uno fa lo scrittore e giornalista. Ah. È un tuo collega. Il mio collega. E il piccolo si è laureato al DAMS a Roma e tutto, però la sua passione era la musica e ha patito un po' col Covid, perché i ragazzi credo che più di noi hanno sofferto di più. l'isolamento, Chiaramente, no? Sai, a quell'età una chiusura di quasi 2 anni è una bella mazzata. Sì. Quando uno ha dei progetti nuovi, quando uno ci crede, capito? E sei lì con i tempi che si dilatano, non è stato piacevole, però dai, pensiamo positivo. Auguriamoci che tutto possa ripartire al più presto. Ma veramente. Quindi hai tutte e due le strade dei tuoi figli. Carmen Consoli che sta facendo con lui? Cosa Sta producendo il nuovo progetto di mio figlio, che prima aveva una band, anche lui era stato Sanremo Giovani, poi le band si sciolgono, è storia, è letteratura. Succede così, Succede così è inevitabile. E adesso sta iniziando questa carriera da solista, un progetto in cui anch'io credo molto da fan, mi stacco dal ruolo di padre perché i padri rompono le scatole da morire. Ma che padre sei tu? Apprensivo, forse troppo presente, poi stai facendo lo stesso mestiere, a volte io devo frenare, mi rendo conto, dico no, un attimo. Che va là a controllare tutto. Vedo consigli, cose, però chiaramente altri tempi. No, sono un fan di mio figlio, sì. Mi auguro veramente. Come si chiama? Così lo lanciamo. Brando Madonia. Sì. Brando Madonia, fantastico. Senti, altri personaggi catanesi che sono nel tuo giro che vuoi salutare? Ma ne conosco tanti adesso. Vabbè, un saluto a tutti gli amici dello spettacolo, dell'arte, Donatella Finocchiaro. Come no? Mario Venuti, ex collega con cui siamo in ottimi rapporti. Spesso ti è mai venuta la tentazione di andare via da Catania? L'avevo prima, adesso no. L'avevo prima perché era più una necessità, quando veramente se volevi realizzare un sogno dovevi passare lo stretto e andare. Abbiamo fatto di chilometri a voglia. Però adesso sono in quella fase, dicevo la Sicilia richiama i suoi figli, io non me ne sono mai andato definitivamente a pezzetti. Adesso no, ho cambiato gli orari, ho cambiato... Adesso godo di certe luci, una giornata come oggi meravigliosa. Oggi c'è un sole stupendo. Sono dei privilegi, esatto. Anche se riconosco col ragazzo, è bene che faccia esperienza nel mondo, poi ha tempo per tornare. Quindi è giusto fare qualche esperienza così, assolutamente, il rientro è... C'è sempre tempo per il ritorno. C'è sempre tempo per il ritorno. E tu cosa fai in questo periodo? Dove ti possiamo riascoltare? Allora, questo è il 22, il 40ennale della mia carriera, iniziata nell'82 con i De Novo, per cui sto lavorando a un nuovo disco, spero di tirarlo fuori dopo l'estate, così per festeggiare in un certo senso questo... Ma che bello! Ma 40 anni sono tanti. Qualche anticipazione, quella che ci puoi dare? Ma guarda, ho avuto la fortuna di attraversare tante stagioni musicali, da ragazzino con i De Novo, un decennio fantastico, poi la scelta di continuare da solista, e sono 30 anni da solista, 30 a 10, diciamo, il rapporto oramai è questo. Una vita bellissima, perché in realtà ho realizzato questo sogno di fare musica, e quest'anno per festeggiare il 40ennale sto registrando questo nuovo disco con degli inediti, ma anche rivisitazioni di brani conosciuti, anche quello di Sanremo ad esempio, quel Ma che idea, però chiaramente con una nuova lettura, più adulti, più pacati, dando maggiore spazio alla voce, a arrangiamenti più semplici in un certo senso. Se prima avevo bisogno di ritmiche sfrenate, siamo partiti quasi punk noi, adesso forse da vecchietto voglio qualcosa di più. Vecchietto, figuriamoci. Hai già un titolo per il sì, però per scaramanzia non lo voglio dire. Diciamo, vabbè. Che cos'è il tuo 19esimo? È il 16 o 17esimo.
Sì, credo 11 o 12esimo da solista, perché da nuovo ne ha fatti 5, per cui insomma siamo lì. Benissimo. E quando è l'uscita? Quando è Spero prevista? dopo l'estate, settembre-ottobre. Va bene, in bocca al lupo, naturalmente. Speriamo. Grandissimo. Senti, un'ultima curiosità ti voglio chiedere. Mattarella ok? Ma alla grande, guarda, io ho sofferto, la politica ha dato veramente il peggio di sé, sono felicissimo di Mattarella, che possa continuare con Draghi in tandem e spero che la politica si faccia un esame di coscienza e ritorni a fare politica vera, da ambo le parti, però soprattutto anche dalla mia, spero che capiscano. E per quanto riguarda, ma per quanto riguarda la vostra attività, e poi chiudiamo, per quanto riguarda la vostra attività, la politica ha fatto, dovrebbe fare, fa? Guarda, noi stiamo andando avanti un po' a fisarmonica, quest'estate ho suonato, per fortuna eravamo tutti fino a maggio scorso col dubbio, si lavorerà o meno, c'è stata una bella estate di musica. Ora è un momento un po' così, avevo delle date ad esempio ora spostate già ad aprile, maggio. Ah, Ma sì, perché anche se i teatri sono aperti, i posti sono aperti, però il tampone e il Covid, Sì. mi rendo conto che è giusto che sia così, non lo metto in dubbio, però la gente si spaventa, diventa tutto più complicato. E devo dire che la nostra categoria, lo spettacolo, la cultura in genere, non ha avuto grandi aiuti, è sempre considerato un po' un hobby. Purtroppo in Italia sì, la cultura è sempre considerata un po' di serie B, diciamo così. Non voglio neanche portare avanti il piagnisteo, capito, di molti miei No, ma colleghi, ci mancherebbe, però detto da te. di fatto è così, di fatto purtroppo è così. Speriamo che cambino le cose. Speriamo. Grazie mille, in bocca al lupo a Crepi, Luca Madonnina. grazie. E grazie per essere stato con noi, Grazie a te. grazie ai nostri ascoltatori per averci seguito. L'appuntamento con TG Sicilia è per le 20. Buona domenica.